La fotografia è la passione di una vita ed è l'entusiasmo di poter trasmettere emozioni. Emozionare è questo lo scopo di un centinaio di scatti di Antonio Zuccon in mostra nella prestigiosa sede di Cade e Carraresi. Luoghi di storia, di memorie. È il Friuli dei piccoli borghi, Erto, Casso e Fagagna con le sue cicogne. Antonio Zuccon è stato giornalista e cantante lirico, un artista poliedrico che scopre la passione per la fotografia nel 1984 per affermarsi nel 1998 con il volume Quadrigrafie, come uno tra i più creativi fotografi italiani anche a livello internazionale. Il suo stile è veramente uno stile originale che ha saputo come dire, modificarsi nel corso del tempo mantenendo una elevata qualità. Il passaggio al digitale cosa ha comportato per la fotografia? Facilità di realizzare le opere, di poterne realizzare di più, con minori costi. Utilizzando le nuove tecnologie sicuramente si hanno dei passaggi migliori, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista artistico. Erto e Casso, che compongono la seconda sezione della mostra, sono scorci che pulsano di vita e lasciano riscoprire la bellezza selvaggia di quei luoghi descritti anche da Mauro Corona, ritratto in una delle foto esposte. Sono il volto del Vajont a 50 anni dalla tragedia del 9 ottobre 1963. E poi gli aerei storici appartenenti alla fondazione Jonathan Onlus, guidata da Giancarlo Zanardo. Proprio questi gioielli dell'aeronautica risalgono alla Prima Guerra Mondiale. Ed infine la parte più suggestiva con le cicogne di Fagagna, uno dei borghi più suggestivi d'Italia, per incantare tanti appassionati di fotografia e di bellezze paesaggistiche.